Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. È da un po' che mancavo, è un paio di giorni che non pubblico niente, però purtroppo il campionato è finito, le notizie sono ancora molto vaghe, molto fumose, anche questa lo è, però eh, è una notizia che volevo trattare, perché secondo me è una notizia importante, per quanto possa essere fumosa. Allora, innanzitutto mi scuso per l'assenza. E è ovvio che parlare adesso come adesso di calciomercato, come sempre, lascia un po' il tempo che trova. Ma il calciomercato in sé per sé lascia un po' il tempo che trova, perché al momento la priorità rimane trovare un allenatore. C'è un valzer di panchine molto importante quest'anno e bisognerà capire tutte le pedine dove andranno a pararsi e vedere poi come strutturare la squadra. Nell'ottica Cagliari si parla sempre più che di Juric, purtroppo, che temo potrà essere magari un allenatore molto più papabile per squadre tipo la Lazio piuttosto che per noi, anche se per quanto riguarda la Lazio si sta parlando, credo, di Glose, da quello che ho capito, perché Tuto non rimarrà. Eh, Ci sono comunque queste notizie di calciomercato che possono essere o non essere prese seriamente, però un fondo di verità in linea di massima ci dovrebbe essere, teoricamente. Comunque, ammesso che tutto potrebbe essere falso e smentito eh, prima di subito, ammesso che potrebbe magari essere vero ma non arrivare questo determinato giocatore perché in realtà il mister che ci sarà non lo vorrà. Tra l'altro, oddio, lo sa di prima si parla di Dionisi, ma seriamente Dionisi? Vabbè. Comunque, dopo 2 minuti di video, voi mi starete dicendo, ma di chi stai a parlare, Miro? E di chi sto a parlare? Sto parlando di uno dei giocatori, e questo ve lo posso spoilerare, che avevo intenzione di mettere nel calciomercato che farei del Cagliari. O meglio, era uno dei nomi più papabili e secondo me quello che a livello rendimento-costo, secondo me ci porterebbe molto più vantaggio. Intanto io faccio un piccolo scambio tra le schede di OBS e di Microsoft Edge e aumento anche lo zoom qua, perdonatemi, sto facendo tutto in diretta e qua. Perfetto. Sto parlando esattamente, ragazzi, di lui, di Brunori. Stiamo parlando di un ragazzo classe 94, quindi prossimo ai 30 anni, che in Serie A non ha mai giocato, ma in Serie B con il Palermo sta facendo veramente un grande bene. Anche qui vediamo quest'anno 37 partite giocate, 17 gol e 5 assist. Il 95% delle volte è sceso in campo titolare, ha giocato l'88% dei minuti e ha il 35% di coinvolgimento nelle azioni da gol, che possa essere con gol o con assist. Sono numeri importanti e non sono numeri casuali, perché se noi andiamo a vedere la scheda su Wikipedia, banalmente vediamo anche che dove ha trovato un minimo di continuità, il giocatore comunque ha reso. Forse Lentella qui ha fatto un passo falso giocando 31 partite e segnando solo 3 gol, ma d'Arezzo ne ha giocate 36, ne ha segnate 16. A Villa Biagio, che non so nemmeno in che categoria giocasse all'epoca, 34 presenze, 23 gol. Petrignano 25 presenze, 21 gol. Sempre a Petrignano 26 presenze, 19 gol. Quindi stiamo parlando di un giocatore molto prolifico, tant'è che dal 2021 che è al Palermo 109 gol, 109 presenze e 59 gol.
sono comunque numeri molto molto importanti. E stiamo parlando di un giocatore il cui valore è soltanto 4 milioni e mezzo, che è una cifra irrisoria per quello che virtualmente comunque ti può dare questo tipo di giocatore. È un nome importante perché comunque stiamo parlando di un giocatore che al momento attuale, come si evince da questo piccolo logo qui, è il capitano del Palermo, quindi capitano di una squadra molto importante che un po' come il Cagliari può essere identificativa di un'isola, sebbene comunque la Sicilia abbia parecchi club maggiori, se così possiamo definirli. Però è un nome intrigante, è un rischio. È un rischio perché comunque è un giocatore che non ha mai giocato la Serie A. Però stiamo parlando di un giocatore che ci va a coprire un ruolo importante, perché è quello dell'attaccante centrale. Un ruolo che quest'anno ha avuto molti deficit e ci permetterebbe questo di avere quello che ci è mancato durante l'arco di tutta quest'annata, ovvero la prima punta di riferimento. Quel giocatore che pure se non segna, sai che c'è lui e che quindi qualche grattacapo lo può creare. Quel giocatore che ti dà una sorta di sicurezza là davanti, quel giocatore onnipresente di cui hai necessariamente e fisiologicamente bisogno. Il Cagliari ha avuto una grande mancanza quest'anno e secondo me è stata proprio l'attaccante, la prima punta. E questo potrebbe risolverlo Brunori. Stiamo parlando anche di un giocatore alto 1,80 m, quindi non enorme ma in grado di farsi rispettare sotto l'aspetto del gioco aereo. E se noi andiamo a vedere per esempio su SofaScore, piede preferito destro, anzi, qua dice punti deboli, duelli aerei. Potrei aver detto una cazzata, però punti di forza tiro da lontano e rigorista, punti deboli passaggio, duelli aerei e controllo di palla. Potrebbe andare a cozzare molto questa cosa se si tiene conto che come gioca il Cagliari o meglio come ha giocato fino adesso il Cagliari, quindi con i cross sulle fasce. Il problema dei duelli aerei bisognerà vedere, però io da che ho memoria Brunori non mi è sembrato mai così enormemente scarso nei duelli aerei, però potrei essere io a sbagliarmi. Se andiamo a vedere la sua vena realizzativa, vediamo che gol da dentro l'area 14 su 71, gol da fuori area 3 su 15, un gol di testa, 3 gol di sinistro, 13 di destro e 2 rigori conquistati. Comunque per quanto riguarda i passaggi, ha comunque il 71% di precisione, che non mi sembra poi così malvagio, il 40% di dribbling riusciti, che non è un numero sconsideratamente alto, ma nemmeno così basso. Contrasti totali vinti il 35%, 26% contrasti aerei vinti, forse per quello pecca un po' nei duelli aerei, però in quelli a terra già il 37% di contrasti vinti. Tra l'altro 5 ammonizioni, è un giocatore che viene anche ammonito poco e che comunque presumo faccia molta anche legna là davanti e possa giocare un po' da perno centrale. Io adesso non so bene come abbia giocato il Palermo quest'anno, devo essere sincero. Però quando l'ho visto in B a me non è dispiaciuto per niente. E secondo me, arrivato alla soglia dei quasi 30 anni, ha anche bisogno di fare un piccolo salto di qualità, perché comunque sono 2-3 anni che gioca la Serie B, sono 2-3 anni che fa costantemente molto molto bene. E il Palermo purtroppo ha perso le semifinali con il Venezia, come abbiamo visto qui. Le ha perse. Il Venezia ha vinto 1-0 all'andata e al ritorno è finita 2-1 sempre per il Venezia. Quindi è un giocatore che ha necessariamente, secondo me, fisiologicamente bisogno di fare quel salto di qualità e staccarsi dalla B all'A. E secondo me in A potrebbe rendere e fare bene. Tant'è che non c'è solo l'interesse del Cagliari, anche se non è citato qui, ma anche quello del Genoa e dell'Empoli. Il Genoa faccio fatica a comprenderlo visto che hanno Retegui e Vitigna.
L'Empoli posso capirlo, però comunque hanno comprato Cerri, mi pare a titolo definitivo, a meno che non sia andato lì in prestito. Hanno comunque Destro che comunque come prima punta di riserva può giocare. Non mi ricordo quali altri attaccanti centrali. Ah, ecco, Caputo, forse per sostituire Caputo. E secondo me una piazza come Cagliari potrebbe essere tanta roba, veramente tanta roba per Brunori. Io vorrei andare a vedere rendimento attuale e rendimento per stagione, perché secondo me questa può essere veramente una cosa molto importante, un giocatore molto importante su cui puntare. Vedo un po' di discontinuità nei gol, perché per esempio quest'anno si è sbloccato soltanto alla settima giornata, tra l'altro manca a farlo apposta col Venezia. Poi ha avuto un po' di blackout e è ritornato a segnare con il Lecco, tra l'altro partita persa con il Lecco. Poi ha avuto un altro periodo di blackout, però poi ha fatto doppietta contro il Parma, e scusate se poco, un gol contro il Pisa, un gol contro il Modena, però bene o male lui il tabellino l'ha sempre marchiato. Tra l'altro ha giocato praticamente tutte le partite, salvo quella col Catanzaro in cui era stato squalificato per somma di ammonizioni. Ha giocato anche i playoff, quindi è un giocatore molto centralizzato nel Palermo. Tra l'altro tutte con la fascia da capitano. Ragazzi, io per come la vedo io non ci penserei due volte, me lo andrei a prendere subito. Perché intanto mi metto così. Perché se noi pensiamo ad un Cagliari che l'anno prossimo si deve andare a giocare la Serie A con ancora la Padula, ancora Pavoletti, o un giocatore simile Shomurodov, a me mi crollano le ginocchia. Questo è un giocatore che costa poco, ha le potenzialità per rendere tanto, ma è ovvio che non è detto che rendi tanto. Ma se tu comunque lo vai a pagare poco, non dico che il suo basso rendimento potrebbe essere giustificato, però hai, diciamo, l'attenuante del fatto che comunque il costo non è stato importante e non ha gravato più di tanto sulle casse della società. Poi è chiaro, io penso che questo sia un grandissimo colpo. Tra l'altro sono curioso, non so se c'è in giro, stipendio Brunori, per capire al momento attuale quanto percepisce al Palermo. Stipendi e contratti Palermo 2023-2024. Consenti, consenti. Non me lo fa vedere. Perfetto. Qua mi dà tutto bloccato. E bene. Purtroppo non è in scadenza, quindi non possiamo pensare di cavarcela con poco. Però qua nella lista mi compare come 1, 2, 3, quarto stipendio più alto. Ve lo faccio vedere. Ecco qua. Come vedete qua è tutto bloccato. Tra l'altro si sarà sentito qua Windows Defender, chiedo scusa. Quando è così devo abbassare l'audio del desktop. Chiedo venia. Vedete, il primo è Mancuso, il secondo è Henderson, il terzo è Di Francesco e il quarto è Brunori. Sono curioso, sono sinceramente curioso. Mo vediamo se riesco a trovarlo in tempi brevi. Ok, Brunori, stando a quello che dice questo sito che è Salary Sport, e non so quanto prenderlo effettivamente sul serio, perché poi può essere che è vero, però per esempio per Mancuso ci dice che il Palermo spende 2 milioni e mezzo di euro all'anno. E ok che il Palermo è sotto il dominio City, ma mi sembra un po' eccessivo 2 milioni e mezzo all'anno per un giocatore in Serie B. Stulak 1 milione e mezzo, Liam Henderson 1 milione e mezzo, Claudio Gomez 1 milione e mezzo, no,
100.000 euro, 150.000 euro praticamente, e Brunori 1 milione e 25.000 euro. Secondo me, tra 1 milione in Serie B e 1 milione in Serie A, Brunori potrebbe tranquillamente venirsela a giocare in Serie A. Credo, poi può essere che mi sto sbagliando. Però io veramente sono convinto che lui potrebbe fare bene, quindi io non aspetterei un secondo di più e andrei subito a provare a prenderlo. A prescindere dall'allenatore, a prescindere da tutto, perché secondo me sarà, scusate, ho spento la luce, vabbè, sarà difficile incontrare una resistenza per un giocatore simile che ti può levare veramente molte castagne dal fuoco. Però questa è la mia idea, sono curioso di sapere voi cosa ne pensate, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!